in collaborazione con L'allevamento dalla Sardegna alle terre di Romagna, una transumanza tra virgolette che però data ormai oltre 30 anni. Siamo qui in quel di Fontanelice, sulle prime colline imolesi, per raccontarvi la storia dell'azienda agricola Caboi, perché ha una storia anche questa di resistenza. Continua l'allevamento, naturalmente continua anche la produzione di formaggi, vendita diretta e tutto quello che ha contribuito a mantenere viva questa azienda in un anno così difficile. Eh sì, e noi qui in caseificio nel laboratorio stiamo preparando il formaggio e la ricotta insieme a Ottavio, perché poi la ricotta sarà protagonista nei dolci di Carnevale di San Valentino che andremo a vedere. Questa è una sera per la coltivazione di pomodori fuori suolo. Mi trovo nelle campagne di Budrio e ci occuperemo di questo perché sono i pomodori appena messi a dimora, presto diventeranno rossi. Noi abbiamo raccontato come avviene questa coltura, soprattutto la sostenibilità di questi pomodori. Tripla festa oggi, intanto perché siamo in un'azienda agricola che con le sue pecore, il caseificio, la produzione dei formaggi, la vendita diretta non ha mai abbassato la guardia nonostante il periodo difficile per tutti. E poi perché oggi ci sono veramente due feste concomitanti. Difatti siamo a Carnevale, ma domenica 14 febbraio è pure San Valentino e allora lo andremo in qualche modo a festeggiare come attraverso i dolci della tradizione sarda. Sarda perché? Perché siamo ospiti qui sulle colline di Fontanelice dell'azienda agricola Caboi. Qui con me Ottavio Addori e lui praticamente dalla Sardegna è venuto qua, è già da parecchio, difatti è un imolese di adozione, possiamo dire. Quando, Ottavio, siete arrivati con Claudia in queste terre? Nel 90. Nel 90, beh, quindi insomma festeggiamo i 30 anni e passa, mi sembra, oltre le nozze d'argento. Poi avete anche cambiato, prima eravate proprio in mezzo ai calanchi, adesso siete in una posizione anche più raggiungibile. Sì, sono già ormai 4 anni che siamo qui a Fontanelice, nella nostra casa, diciamo. Abbiamo fatto questa piccola stalla. Abbiamo cambiato un po' gli animali, prima avevo 200 sarde, adesso ho preso delle Lacon. Perché producono di più, sono più facili da gestire? Sì, e soprattutto per la produzione. Sono pecore che danno dai 2 litri ai 3 litri di latte al giorno, la sarda arriva a 1 litro e mezzo, quindi... Certo. Adesso siamo quasi a 70 cappi, con 70 cappi fai come avere un gregge di 140, 130 via. Ecco, perché poi diciamo che adesso le vediamo in ovile visto il periodo, però insomma escono al pascolo liberamente, tranquille. Sì. Abbiamo un po' di terra qua vicino e le mettiamo al pascolo appena è possibile. Ecco, tra l'altro questo è un momento di party, o perlomeno abbiamo l'ovile diviso un pochino in 2 ale. Qui ci sono le neomamme in qualche modo. Sì, questo è il gruppo che è il primo gruppo che ha partorito. Le prime hanno iniziato a partorire a ottobre. Adesso ci sono un po' le tardive, ma queste qui hanno partorito ormai tutte. Ecco, tra l'altro una ha partorito proprio nella notte, difatti vediamo un agnellino che sta ancora alzandosi sulle gambette. Poi c'è stato un parto gemellare, insomma alla fine sta crescendo la famiglia. Sì, alla grande. Ecco, e invece in questa parte qua sono... Da questa parte qui invece abbiamo il secondo gruppo che adesso
Quando arriviamo verso marzo iniziano a partorire anche loro. Cosa mangiano queste pecore? Perché vedo che sono molto Hanno affamate. un'alimentazione molto semplice, fieno di primo taglio, medica, erba medica per quelle che sono in lattazione e orzo. Noi non usiamo mangimi pelletati, è una scelta che abbiamo fatto perché facendo dei formaggi devono avere sempre comunque un marchio d'erba. Tra l'altro c'è anche una new entry, vabbè, voi avete alcuni cavalli ma non c'entrano con la gestione proprio No. agricola stretta, però è arrivata ospite qui all'interno di un box dell'ovile una pestata rossa, quindi abbiamo una mucca, questo perché? Abbiamo fatto la scelta di fare un po' di formaggio misto con la mucca. Non ne facciamo delle gran quantità e poi per tagliare dei prodotti come lo yogurt, perché noi abbiamo provato di farlo di solo pecora, però diciamo che è abbastanza aggressivo, mentre invece tagliato con quello di mucca, con latte vaccino, viene un buon yogurt, diciamo. Tra l'altro la pestata rossa è proprio una razza bovina che ha un latte consistente, quindi è stata un'ottima scelta. E Sì, tra l'altro sì. a proposito di formaggio, allora noi abbiamo visto qui le produttrici, però il loro latte che immagino venga raccolto, insomma il solito discorso dell'allevamento, non si finisce mai di lavorare perché No. si munge, si caseifica eccetera. Nella mattinata Ottavio ti sei messo avanti perché è già stata preparata una prima caldaia. Quali sono state le prime fasi? Ma abbiamo filtrato il latte in un filtro a perdere dentro al paiolo e poi l'abbiamo portato a 37 gradi e abbiamo messo il caglio, un caglio liquido e adesso lo andiamo a lavorare. Allora, dato che c'è con me anche Elisabetta ti sta già aspettando in caseificio, quindi io ti lascio andare, noi poi ci rivediamo alla tavola che invece sta preparando Claudia. Quindi buon formaggio, buona caseificazione. A dopo. A dopo. Quindi adesso la linea passa a Elisabetta e di nuovo Ottavio in caseificio e noi invece ci rivediamo poi più tardi a tavola. Eccoci, adesso siamo in caseificio. Ottavio ha lasciato Gabriella un attimo prima per venire a controllare e verifichiamo, la cagliata è pronta. Quello che hai dovuto verificare era che fosse arrivata al punto giusto per cominciare la lavorazione? Esatto. Ecco, e lo è. Sì, è una bella consistenza. Ecco, a quanti gradi l'avevi portato prima di... A 37 gradi. Ok, ma si fa sempre 37 gradi oppure la temperatura può essere anche un poco più alta o un poco più bassa? Per la cagliata al massimo si arriva a 38 gradi. Poi dopo, una volta che è tagliato, il formaggio dipende dalla lavorazione che uno vuol fare e puoi scaldare la cagliata. Ah, ok. Noi oggi facciamo un misto a latte crudo, quindi non andiamo a scaldare la cagliata, ma la lavoriamo così. E poi oggi la tagliamo così, proprio grossolana, diciamo con dei pezzi molto grandi, perché facciamo un formaggio a pasta tenera. Certo, mentre invece se vuoi fare la pasta dura deve essere più sminuzzato. Lo portiamo, noi diciamo al latte o comunque con dei granuli che sono come un chicco di riso, ma piccolino piccolino. Adesso iniziamo proprio a preparare. Ah, quindi si lavora proprio qui. Sì. Ma è vero che per fare il formaggio è fondamentale anche la mano di chi lo fa? Sì, ma secondo me è molto più fondamentale la voglia. La voglia, tu dici che la mano... Sì, perché molti dicono la mano fredda, la mano calda, ma io credo poco. Noi qui lo facciamo io, mia moglie Claudia e anche mio figlio Marcello. Sì. E nella stessa cagliata vengono 3 formaggi diversi. C'è chi, per dire, io vado abbastanza delicato su questo prodotto, c'è chi invece dà un po' più di spinta. Infatti vedo che sei proprio con le manine della festa, come si dice. Cioè, sì, perché altrimenti vai a distruggere un attimino tutto quello che dovrebbe restare tenero. E questo fra quanto potrà essere consumato? Minimo vuole comunque 2 mesi perché è un formaggio a latte crudo, perché se c'è un qualcosa va a sparire. Certo. Nella carica batterica. Proprio per una questione sanitaria, quindi dal momento in cui è stato fatto 2 mesi.
Noi possiamo dire che lavorando così vicino, raffreddando il latte subito, abbiamo delle cariche batteriche molto basse. Certo. Ah, poi dopo ne aggiungi anche dell'altro, pensavo. La dobbiamo far piena. Ah, ecco. Beh, quindi anche una lavorazione Lenta. lenta. Qui la fretta, chi ha fretta deve star fuori. Qui la fretta non esiste. E da una pentola di latte così, da un paiolo di latte così, più o meno quanti Circa formaggi? 3 forme vengono. Ah. E quelli stagionati, allora questi abbiamo detto minimo 2 mesi perché meno non si può. Allora, Per gli altri invece a quanto possono arrivare, quelli di pasta più dura? Ma guarda, non c'è un limite, diciamo, naturalmente li devi conservare bene, li devi gestire bene. Certo. Per dire, noi quest'anno, col fatto che non abbiamo fatto fiere e sagre, abbiamo un bel po' di formaggio stagionato, che ha già una stagionatura anche di un anno. Ecco, ma fra l'estate e l'inverno il gusto del formaggio, al di là del fatto che le pecore in estate stanno fuori, quindi sentiamo tutti gli aromi del pascolo, ma anche la temperatura così incide sul formaggio? Sì, tantissimo. Tantissimo. Allora, come lavorazione vai meglio d'inverno. Quello aiuta parecchio, ripetiamo, perché sempre per il fatto della carica batterica. Certo, certo. Al di là di quello che mangiano le pecore. Il periodo migliore è quello della primavera. Ha una temperatura giusta, le pecore sono al pascolo, quindi lì prendi sia i profumi sia la temperatura giusta. Certo. Quindi diciamo che marzo, aprile e maggio sono i mesi migliori. E qua sul tavolo quanto devono rimanere? Rimangono lì fino alle 6-7 di sera, quindi Perfetto. alle 7-8 ore. 7-8 ore devono rimanere qua. Dopodiché che cosa? Dopo le mettiamo nella salamoia, che ce l'abbiamo qui. Ah, ok. Quindi qui in acqua e E sale. rimangono lì per 12 ore. E poi li mettiamo nelle asse in cella. Ah, ecco. Questa è una forma proprio molto tenera, tenerissima. Questa quando è stagionato diventa una crema. Ti accorgi ti svelo un segreto, ti accorgi di un formaggio buono, cremoso, quando chi lo taglia, prendi la forma, lo tagli, se rimane attaccata al coltello, vuol dire che è un buon formaggio. Dai. E questo è da... Da chi lo vende, se te lo dico io, ci devi credere. Bene. Allora, io a questo punto, intanto che lì il siero continua a scaldarsi, perché ho visto che hai riacceso, ti prepari Sì, per fare la ricotta dopo. A che temperatura deve arrivare questo? Noi adesso a 70 gradi ci mettiamo 1 litro di latte e poi lo portiamo a 80-82 e ci mettiamo un po' di sale e una goccia di limone e poi lo portiamo a ebollizione. Bene, allora io direi adesso una breve pausa, linea a Claudio con a cielo aperto, noi ci spostiamo al piano di sopra dove c'è Claudia che ci aspetta con tutti i dolci di Carnevale e di San Valentino e poi dopo ci vediamo anche con te Ottavio perché poi dopo finisci di raccontarci qualcosa della ricotta perché è protagonista di tantissimi dolci. Una breve pausa e poi noi da Caboi ci ritroviamo.